Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dal Palacopron di Sesto. Sfida tra il Sesto Città Mediterranea e il Real Faivero in programma questo pomeriggio, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B di Futsal. Il girone A, Sesto secondo in classifica con 34 punti, pur avendo 2 partite in meno. Dall'altra parte la neopromossa Real Faivero è in piena zona playoff, è sesto in classifica con 20 punti, arriva dalla goleada rifilata al Castellamonte, addirittura 15-6 nel precedente turno che invece non ha visto scendere in campo il Sesto Città Mediterranea. Sarebbe dovuta giocare la trasferta sul campo del Pavia, un problema tecnico all'aereo però ha impedito al Sesto di presentarsi. Sesto che scende in campo con il completo rosso-blu. Nei primi 5 ci sono Ferraro tra i pali, Sanna con Monetto e Bringas. Completa lo starting 5 Andrea Cau. D'altra parte tra i pali c'è Bruno Carfi. Parte tra i primi 5 anche il brasiliano João Paulo Rappa, sicuramente il più pericoloso dei suoi, con 10 reti segnate in campionato, di cui 4 nella goleada rifilata al Castellamonte. Parte come pivot Simone Messineo, pivot dall'altra parte invece è Bringas, che aspetta soltanto il fischio degli arbitri Alessio Billone e Giulio Cristina, entrambi della sezione di Nichelino. Al cronometro Andrea Frau di Carbonia, disegnati per dirigere questa sfida con il Sesto Città Mediterranea, che pur non avendo giocato nello scorso turno ha mantenuto il secondo posto. Ricordiamo, valgono le prime 3 posizioni per la promozione in Serie A2. A cui ambisce il Sesto Città Mediterranea, che inizia la partita al Palacopron. Monetto, Cau fa girare il pallone, la squadra allenata da mister Mario Mura, che prova subito ad imporre il proprio gioco contro il Real Faivero. Aveva giocato la precedente trasferta in Sardegna, battuta Elmas 5-1, la squadra di mister Renato Fracci, che sceglie come starting 5, dicevamo, Bruno Carfi tra i pali, ci sono Messineo, Rappa, Cherubin e Mattia Gentile. Primi 5 in maglia bianca per la formazione lombarda, che adesso può ripartire con il rinvio dal fondo. Sono andati via 40 secondi. Primo possesso vero, subito a doverlo gestire sotto la pressione. Ne esce molto bene il Ro, anche se resta sotto la suola di Gentile questo pallone. Alla fine Messineo riesce anche a metterla dall'altra parte per Rappa, pallone però imprendibile per il numero 10. Questo primo tentativo di transizione da parte del Real Faivero, che a differenza del Sesto Città Mediterranea aspetta a metà campo. Sanna, c'è Cau che si propone tra le linee, scambio proprio con il suo centrale, poi Bringas, spalle alla porta, duello con Cherubin. Andrà a battere la rimessa proprio l'argentino Bringas. A proposito di argentini, riceve Monetto che scarica nuovamente sul connazionale. C'è Cau, possibilità di isolamento sulla sinistra, scambia con Bringas al centro, palla di ritorno per Cau, con l'esterno prova a tornare da Bringas, poi vorrebbe calciare, Cau scivola al momento del tiro e favorisce il contropiede, addirittura un 4 contro 2, senza copertura. È partito il Ro con il pallone messo dentro ancora da Messineo, senza trovare un compagno in area di rigore. Rinvio dal fondo per Gianmarco Ferraro, il Sesto Città Mediterranea, che dal possibile tentativo di Cau scivolato al momento del tiro, visto subire a questo contropiede. Monetto, stavolta è lui che riceve largo sulla sinistra, senza 4-0 questo avvio per la formazione di mister Mario Mura. Adesso con Cau che va a prendere posizione di pivot per lo schema. Su rimessa laterale riceve Sanna, scambia nuovamente con Monetto che alza il pallone per Bringas. Buona questa palla in diagonale, riesce però a intercettarla, almeno deviarla di testa. Cherubin va a concedere la rimessa laterale con 18-22, ancora sul cronometro. Palla fuori per Sanna, Cau e Monetto per inciampare sul pallone e poi con un tunnel Monetto vorrebbe il cambio lato per Bringas. Gran giocata quella di Lautaro Monetto, che impatto il suo in maglia Sesto Città Mediterranea. Già 20 gol in campionato, gol che hanno permesso sicuramente alla squadra di mister Mario Mura
di essere lì al secondo posto. C'è Bringas, palla dietro per Cau da ultimo, cerca Sanna, palla da sporca che arriva comunque al numero 5, ancora Cau in posizione centrale, largo ancora c'è Monetto, Cau, Sanna, Bringas di prima cerca la palla per Cau, ancora a terra Cau, si scivola oggi al Palacopron. Palla alzata con l'esterno, Messino prova a prendere posizione, arriva Cau che la sporca, Monetto, Sanna può provare ad impostare, allarga tutto per Bringas, zona tiro, ci prova col mancino, palla sul fondo ma con deviazione, calcio d'angolo per il Sesto Città Mediterranea, il primo della partita, andrà a batterlo proprio Lautaro Monetto. Palla fuori per Sanna, lo schema per cercare un inserimento, non riesce però la giocata al Sesto Città Mediterranea, sarà rinvio anzi rimessa laterale per il Real Five. Il pallone toccato da Carpi anticipando sia il suo compagno che la pressione di Cau, poi alla fine la deve allontanare la formazione ospite. Rimessa laterale che Ferraro lascia a Monetto, poi Sanna, Cau, il pallone largo ancora per Monetto, poi c'è Bringas, ancora Monetto, se ne va Monetto, ne salta due, entra in area di rigore, c'è la chiusura, ultima a toccare però il numero 10 in maglia rosso-blu, rinvio per Bruno Carfi, palla allontanata con Cau che cerca il destro, posizione complicata, palla che comunque era uscita in rimessa laterale. 16:59 sul cronometro del Palacopron, se ne sono andati via i primi 3 minuti, match equilibrato finora, il Sesto chiamato a fare la partita. Palla dentro per Messineo, si gira la grande Messineo, Monetto però con una gran copertura difensiva ci prova poi dalla distanza Cherubin. Palla sul fondo con Ferraro che va direttamente al rinvio lungo, riesce l'anticipo, attenzione da questa parte, un 3 contro 2, il tiro forte di Rappa, palla alta, buona chance questa in transizione per il Real Five. Aspetta ancora a metà campo Sanna, c'è Monetto, riceve il 10, scambia nuovamente con Sanna, palla per Bringas, attenzione alla parallela di Monetto, perso da Rappa, Monetto però non punisce, calciando alto. Rilancio lungo per Messineo, la mette giù molto bene il pivot in maglia numero 9, poi Cherubin viene incontro Rappa, pressato da Bringas, si gira Rappa, la tiene in campo, no? Proprio davanti al tavolo del cronometrista Andrea Fraudi Carbonia, rimessa laterale per il Sesto che finora non procede ad effettuare le prime sostituzioni. Con 4 minuti che se ne sono andati, Monetto, Bringas con l'esterno nuovamente per Monetto, c'è Bringas che vorrebbe palla in posizione centrale, poi Cau non ben posizionato, ancora a scivolare Andrea Cau. Rimessa laterale adesso per il Real Five con Gentile, tocca dietro per Cherubin, Rappa, Messineo contro Monetto, se ne va Messineo, la palla non è uscita, Messineo la mette in mezzo, Sanna porta vuota, Rappa sul corpo di Bringas, che occasione e che rischio per il Sesto Città Mediterranea, questa grande iniziativa però di Simone Messineo. Bucata ancora per il numero 9, palla che passa stavolta con Ferraro che può controllarla. Cau, Bringas, un po' perso Bringas che punisce col sinistro, 1-0, 15:25 sul cronometro del primo tempo, l'ha sbloccata l'argentino Tobias Bringas. Lasciato spesso e volentieri un po' troppo solo sulla destra Bringas, a differenza di Monetto in precedenza.
Amici di Directa Sport, siamo riusciti a tornare con le immagini, con il collegamento al Palacopron, un blackout, luci spente qui a Sestu, motivo per cui si è interrotta la nostra diretta, ma si è interrotta anche la partita, quindi non vi siete persi nulla. Si ripartirà con l'1-0 in favore del Sesto Città Mediterranea, gol di Bringas subito dopo la rete, il tempo di riprendere i giochi col calcio d'inizio. Sono spente le luci. Adesso bisogna aspettare qualche minuto per riprendere a giocare, soprattutto per avere un po' di visibilità. Sono tornate le luci al Palacopron, piano piano sono tornate ad accendersi, speriamo possa accendersi anche la partita che vede già il Sesto Città Mediterranea avanti 1-0, il gol di Bringas con 15:25 sul cronometro. Calcio d'inizio, 2 secondi. Blackout, quindi si ripartirà con la palla scodellata dagli arbitri al Real 5 Row. Sono stati fermi a lungo a causa di questa interruzione, motivo per cui probabilmente anche i cambi magari saranno ritardati, i giocatori che anzi hanno dovuto scaldarsi durante questa pausa. Quindi si riparte con gli stessi primi 10, anzi no, c'è il cambio nel Sesto Città Mediterranea, è uscito Cau al suo posto Azzeni, nel Real 5 Row invece ci sono i primi 5, vale a dire Chiarfi tra i pali, Mattia Gentile, Simone Messineo, João Paolo Rappa e Luca Cherubin. Adesso la battuta di questa rimessa laterale per Gentile, cerca il destro, Murato, palla in rimessa laterale. Altro cambio dentro con la numero 11 Lorenzo Lai. Ferraro tra i pali, Monetto, Bringas con Azzeni e Lai in campo per la formazione rossoblu. Palla fuori per Rappa, finta di Suolata, poi se la porta avanti per un tiro. Murato. Difesa bene questa situazione il Sesto Città Mediterranea, poi Bringas di testa riesce ad andare da Ferraro, può controllarla con le mani, gioco che è già ripartito con Azzeni. Bringas, contromovimento di Lai, servito, cerca il tunnel su Rappa, palla che passa, non riesce però a ritrovarla Lai, l'ha recuperata il Rocchi, adesso la gestisce Messineo con spazio. Cherubin, ancora Messineo da ultimo, prova ad andare in avanti, palla che esce con deviazione, rimessa laterale allora per il Ro, lo scambio con Cherubin che alza il pallone per Gentile, in qualche modo se la ritrova tra i piedi Gentile, Messineo riesce a tornare dietro, adesso Rappa prova a puntare Lai, passa tra due Rappa, c'è il fallo di Bringas probabilmente più che di Lai. Il primo fischio della partita con 14:14 sul cronometro, primo fallo fischiato dagli arbitri, zona molto lontana dalla porta di Ferraro, comunque chiama i suoi per il posizionamento in barriera. Gentile sul punto di battuta, scappa Messineo, Rappa, pisata per Messineo, buona giocata, buono schema questo del Rock che però non riesce ad inquadrare la porta. Lai scambia con Monetto, poi Bringas ancora a tenerla lì, spalle alla porta, addirittura un raddoppio nella metà campo avversaria, da ultimo la deve gestire Monetto, ancora Bringas che prova a girarsi, riesce a passare Bringas, addirittura la ruleta per andarsene, Messineo resta lì in scivolata, lo chiude. Rimessa laterale per il Sesto. Azzeni, Monetto, nuovamente Azzeni, cambio lato
per Bringas che chiama il movimento di Monetto. Lai, Bringas, palla alzata nuovamente per Lai, cerca il controllo con la spalla, non riesce a tenerla lì, non riesce però neanche a tenere il possesso del Real Faivro, che invece deve concedere una rimessa laterale in zona offensiva. Il tiro provato da Azzeni, deviazione di Gentile che rischia di beffare Carfi. Lai, ancora lo schema per il tiro di Monetto, poi Bringas sulla respinta, Carfi riesce a tenerla lì in due tempi, poi Rappa che controlla con il petto, resiste alla carica, Messineo non riesce a cambiare lato, l'ha recuperata il Sestu, può andare in contropiede Azzeni, maglia tirata, vediamo se ci sarà il cumulativo. Per il momento no, infatti Azzeni si lamenta. Ripartirà con il calcio d'angolo, 12:55 da giocare, batterà una rimessa laterale, non un calcio d'angolo. Bringas, palla che Monetto colpisce malissimo, Carfi può controllarla, può ripartire il Rock, palla questa per Cherubin da parte di Rappa, che chiusura di Monetto, calcio d'angolo, anzi rimessa laterale sempre in zona offensiva per il Real Faivro, che adesso ha fatto entrare Droschi. Rappa può provare a puntare Bringas, le finte, poi Rappa una puntata, palla che non passa, Bringas, Monetto cerca il dribbling su Cherubin, ultimo a toccare il numero 10 argentino, miglior marcatore del Sesto Città Mediterranea, che adesso si vede fischiare a favore della rimessa laterale per il cambio fallo. 20 reti in campionato per Lautaro Monetto, quella di oggi Bringas è salita a quota 19. Niente male, i due stranieri del Sestu sotto porta, 39 gol in 2. Monetto può provare a puntare, palla per Bringas, poi per Lai, palo, porta vuota, Lai in tapin sulla palla geniale di Tobias Bringas. Lorenzo Lai riesce a trovare il suo terzo gol in campionato, è 2-0 Sesto Città Mediterranea con 12:10 sul cronometro del primo tempo. Riparte il gioco con il possesso per il Real Faivro, che adesso rischia sulla pressione di Bringas, indiavolato anche Lai dopo il gol, cerca il recupero e ci riesce, è un 2 contro 1, ancora Lai! Nel giro di 10 secondi trova due gol pesantissimi Lorenzo Lai, che mette in discesa la partita sul 3-0. 11:56 da giocare, Lorenzo Lai show, time out per il Real Faivro. Riparte il gioco, ultimi 12 minuti di un primo tempo che vede dominare adesso il Sesto Città Mediterranea, 3-0, partita in discesa con la doppietta nel giro di 10 secondi di Lorenzo Lai, che adesso è uscito nuovamente in campo Sanna e Cau. Rimane Bringas, che ha segnato il gol dell'1-0, poi si è visto anche l'assist. Tornato Sanna, è tornato Cau, qui Azzeni con un gran dribbling, prova a metterla per Cau, Droschi in scivolata, salva tutto e concede il calcio d'angolo. Chiama lo schema Andrea Cau, palla alzata per Bringas, complicato andare al volo, trova però Azzeni, poi retropassaggio che diventa un assist per Droschi, 1 contro 1 con Sanna. Droschi va alla conclusione da distanza impossibile con Ferraro, che poi prova a servire il colpo di testa di Cau, poi testa debole, facilmente controllato da Bruno Carfi, prova a farsi vedere lì davanti il Ro, palla di ritorno con Cherubin, il tiro di Gentile, Murato, messa laterale a favore della squadra ospite. Rappa, Gentile, serve Cherubin, ancora Gentile davanti Cau, per tornare dietro dalle parti di Cherubin, Droschi, Joao Rappa e nuovamente Cherubin. Palla in parallela per Rappa, che riesce a colpire il pallone
con Azzeni che gli è franato addosso, forse proprio al momento del tiro. È arrivato anche un fischio, forse più per fermare il gioco che altro. 10:41 sul cronometro. Veramente violento l'impatto che ha coinvolto il giocatore del Real Faivro, costretto qui a lasciare il campo. Entra con la numero 16 Stefano Giovanelli, prende il posto di Gio Paolo Rapa. Si riparte con il possesso per il Sestu, che mette dentro adesso anche il classe 2001 Tommaso Lintas. Resta in campo invece Bringas, che prova ad andare da Sanna, il tocco sotto, non trova la porta. Ancora le palle geniali messe da Tobias Bringas, con Sanna che qui recupera un pallone. Lintas, zona tiro, Lintas addosso al corpo di Giovanelli, guadagna il calcio d'angolo. Andrà Bringas, palla alzata per il tiro al volo di Cau sul fondo. Giovanelli cerca il pallone in profondità, tocco sporco, rimessa laterale con Real Faivro che guadagna metri. Gentile, Cherubin, ancora Gentile, prova ad andare da Droschi, prende posizione con Sanna. Adesso c'è riposo per Bringas dopo 10 minuti filati in campo, anche se c'è da dire che dopo i primi 4, in particolare dopo il gol proprio di Bringas, si è rimasti a lungo fermi per il blackout. Prova a ripartire Monetto, fermato, l'ultimo anche a toccare il numero 10, preso il posto proprio di Bringas. Gentile riesce a liberarsi bene per il tiro sul corpo di Sanna, allontana Monetto, possesso che resta al Real Faivro con Giovanelli costretto al retropassaggio. Gentile che non se la sente di cercare il controllo su questo pallone. Pressione alta del Sesto Città Mediterranea, che adesso può provare ad impostare dietro D'Anselmo Sanna, palla per Lautaro Monetto. Nuovamente Sanna per Lintas, non c'è spazio per affondare il dribbling. Sanna di prima per Cau, controllo orientato, prova a passare, viene fermato però il numero 9 rossoblu. Altro cambio con Alessandro Calabretta che fa rifiatare Mattia Gentile. Cau, Sanna, pallone intercettato da Cherubin, Cherubin Ferraro in tuffo, nega il gol del 1-3. Entrò Davide Cammara per il Real Faivro. Cambiato adesso sostanzialmente tutto il quintetto, con 9 minuti e 8 da giocare. Palla dietro per il capitano Alessandro Calabretta, poi Giovanelli, Lintas la sporca, nuovamente Calabretta, palla alla ricerca di Droschi, riesce a girarsi il 28, va a servire Cammara, non c'è spazio per il tiro, torna dietro da Calabretta, solata per mettere giù Monetto. Ancora il giro palla del Ro con Lintas che riesce solo a sporcare, non a recuperare. Cammara, Giovanelli, cambia tutto alla ricerca di Droschi, bella palla in profondità per il tentativo di Giovanelli, se la porta fuori, rinvio dal fondo per Ferraro. Con 8:33 ancora da giocare questo primo tempo. Bringas, Lai e ancora Lai, decidere fin qui il match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie B. Lintas, Monetto per Cau di prima, alla ricerca di Lintas tra le linee, palla recuperata, ma c'è il fallo su Cau di Calabretta che va a chiedere scusa al suo avversario. Primo fallo commesso dal Real Faivro. 8:13 sul cronometro. Lintas, servito da Sanna, prova a tornare dal suo numero 5, dal suo centrale Tommaso Lintas.
Guadagna rimessa laterale, c'è spazio per il tiro. Monetto può provare a puntare. Cau, palla per Sanna, spazio per andare con l'interno la sua giocata, poi palla che è uscita, anche se protestano i giocatori del Real Faivro. Sarà calcio d'angolo con Sanna ad un passo dal 4-0. Palla alzata per il tiro al volo col mancino di Cau, palla respinta con l'Intas che la lascia scorrere fuori. Adesso va lui a battere. Andiamo ancora per una conclusione al volo con spazio per Monetto che la colpisce anche bene, non va troppo lontano dall'incrocio. 7,50, sempre 3-0 con il Sesto Città Mediterranea che però continua a spingere la ricerca del quarto gol. Calabretta cerca l'apertura sul lato opposto con Droschi, ha preso una posizione diversa. Manca l'intesa tra il capitano e il numero 28, tra il centrale e il pivot adesso in campo per il Real Faivro. C'è spazio adesso anche per Simone Casu con la maglia numero 3. Il rientro da un brutto infortunio la scorsa stagione, visto in campo anche nella sfida di Coppa Italia contro l'MGM 2000. Di fatto l'ultima partita giocata dal Sesto Città Mediterranea, eliminata poi dalla competizione l'MGM che ha vinto qui 3-2. L'Intas l'ha recuperata, Monetto, zona tiro, cerca invece l'imbucata per l'Intas che non mette il piede, palla sul fondo. Campo adesso anche Simone Coni. Lunga le rotazioni mister Mario Mura, fatto l'unico a non essere entrato oltre al secondo portiere Davide Lecca e il capitano Angelo Casu, con Cau che prova qui a lottare e recuperare, palla che scorre, rimessa laterale con il fratello di Angelo Casu, Simone Casu, che gestisce e allarga per Simone Coni. Monetto ancora per Casu, Cau scambia con Monetto, poi preferisce andare da Coni. Cau, scambio con Monetto, può provare a puntare, attenzione al taglio di Coni, palla intercettata, questa diagonale provata, c'è Cammara però che di testa, permesso al Ro di tornare al possesso. Qui c'è un raddoppio, palla dietro nuovamente per il capitano del Ro, Calabretta. Cerca l'imbucata, c'è Droschi, pallone di ritorno troppo in anticipo questo per Giovanelli che cerca comunque di arrivarci. C'è la scivolata di Casu, c'è la rimessa laterale per il Real Faivro. Ultimi 6 minuti questo primo tempo. Suolate tiro di Cammara con Droschi che se la fa passare tra le gambe, palla che però non inquadrava lo specchio della porta. Ferraro per Casu, Cau cambia con Monetto, ancora Casu e Monetto, palla allargata per Coni, può provare a puntare, ancora Coni, non riesce poi a spezzare il raddoppio con Droschi che fa buona guardia col fisico, allarga il gioco sul lato opposto dove c'è Giovanelli, ha cercato il gol con un bel tiro dalla lunga distanza. Stefano Giovanelli, non troppo lontano dall'incrocio. 5,5 ancora da giocare in questo primo tempo, con Bringas che mantiene il possesso sotto pressione. Difficile però togliere il pallone dai piedi dell'ex giocatore della Monastir Cosmoto, tornato in Sardegna nel 2020. C'è Casu, palla per Coni, entra in area di rigore, la mette poi in mezzo, cercava forse più un tiro ma c'è stata la deviazione, stava per favorire poi Monetto, si appresta a battere velocemente questa rimessa laterale. Adesso la rimessa in zona offensiva è sul lato opposto. Monetto, Coni insiste su quel lato il Sesto Città Mediterranea, finta di Monetto che va da Bringas, cerca ancora un'imbucata Tobias Bringas, stavolta la letta Giovanelli che prova ad andare da Cammara, entra in area di rigore,
Ferraro a dire no, poi Monetto con un gran numero fa passare la palla, ancora Monetto, c'è la scivolata, ma che giocata di Lautaro Monetto per girarsi e andare in contropiede, costringendo al fallo cumulato, quindi non si ripartirà con un calcio di punizione ma con una rimessa laterale. Bringas che non la prende benissimo, non siamo in realtà troppo lontani dal punto di battuta di quell'eventuale punizione. Fallo che è andato a sommarsi a quello già commesso in precedenza dal Ro. 2-1 i falli, 3-0 il punteggio con Monetto che cerca conclusione all'altezza del tiro libero. C'è l'opposizione, la difesa del Real 5 Ro, pronto a rimettere dentro 3 giocatori, probabilmente 3 nel quintetto iniziale. Cambio fallo con Coni che ha battuto male. Entra dentro Mirko Pancera, non si era ancora visto il numero 11. Va subito a ricevere da Calabretta, allarga per Camara sotto la pressione di Bringas, torna nuovamente da Pancera, poi Camara sul corpo di Bringas, ne approfitta anche per dare indicazioni ai suoi compagni più giovani come il classe 2003 Simone Coni, nonostante la giovane età ha già messo tanti minuti il campionato di Serie B, prima con la maglia della Mediterranea, quest'anno con la maglia del Sesto Città Mediterranea. E proprio Coni prova adesso a puntare, se ne va Coni che cerca poi il tocco sotto sull'uscita di Carfi, palla sul fondo. 4-2 rimasti sul cronometro del Palacopron. Camara, palla allargata molto bene per Gentile, riesce ad eludere la pressione in 2-1-1, almeno per il momento il Real 5 Ro, poi passaggio così per Pancera che in qualche modo riesce a controllare e allargare. Camara accelera sulla destra, Camara che poi inciampa, colpisce malissimo il pallone, palla sul fondo già rimessa in gioco per Bringas da Ferraro con un gran rilancio, la tiene lì Bringas aspettando un compagno a rimorchio, c'è Casu che prova con l'interno destro a cercare la porta, conclusione debole comunque murata dal Real 5 Ro. Adesso chiama lo schema su corner il Sesto Città Mediterranea, ovviamente quello classico visto finora. Palla alzata, poi Coni la rimette in mezzo per Monetto, bella giocata questa provata direttamente da corner dal Sesto, con Bringas che è andato a commettere fallo, il secondo della partita per il Sesto. Fuori Droschi, dentro nuovamente Messineo a 3-19, fuori anche Simone Casu, dentro Anselmo Sanna. Messineo cercato e trovato, poi palla all'indietro per Camara che preferisce andare da Carfi, il lancio lungo con il colpo di testa di Monetto. Ferraro poi interviene con le mani, lanciare per Bringas, completamente perso Bringas, spalle alla porta, ancora una sponda per Sanna, ancora con l'interno alla ricerca di Cau sul secondo palo, riesce solo a controllarla Cau, a tornare da Lai che cerca il dribbling, l'autore del 2-0 seguito immediatamente dal 3-0, 10 secondi di fuoco per Lai, hanno cambiato decisamente il volto a questa partita. Adesso il Real 5 Ro prova a riaprire, accelerata di Camara che però si dimentica il pallone, esce Ferraro ma Bringas ha tutto sotto controllo, un raddoppio lungo la linea laterale, ultima a toccare un giocatore in maglia bianca, rimessa d'oro conquistata da Bringas, in una situazione qui era difficile conquistare qualcosa di più. Uno sguardo al cronometro per Tobias Bringas che chiede un po' di giro palle ai suoi. Cau, palla all'indietro per Ferraro, c'è stato un tocco del Real 5 Ro, permesso a Ferraro evidentemente di poter ritoccare questo pallone. Poi l'ha buttato subito via il portiere del Sesto Città Mediterranea. Real 5 Ro che può provare ad impostare, Gentile non riesce il cambiolato, Sanna non riesce invece ad andare dall'altra parte, Messineo cerca l'imbucata, Camara mette solo il piede
non può controllare, non riesce meglio a controllare. Fuori il classe 2003, dentro nuovamente il brasiliano João Paulo Rappa. Sanna, Cau propone Lai, prova l'apertura Lai, sbaglia tutto, poi riesce a passare Gentile, non a trovare Rappa. 1:35, ultimo minuto e mezzo di questo primo tempo, quindi i ritmi adesso si abbassano, almeno questo è l'intento di Città Mediterranea. Chiudere così il primo tempo sarebbe un ottimo risultato. Forza la verticalizzazione Sanna, Bringas, una gran chiusura, contropiede con un 2 contro 1, ci prova ancora Lai. La ricerca della tripletta, calcio d'angolo per il Città Mediterranea, già battuto Sanna da centrocampo, non forza il tiro, va invece Bringas da una posizione non troppo differente rispetto a quella del 1-0, differente però il risultato. Palla sull'esterno della rete e non importa. Messineo non riesce nel controllo, rimessa laterale davanti alla propria panchina per i padroni di casa con Cau. Sanna, Lagna campo, Bringas, ancora l'imbucata, continua a perdersi gli uomini la difesa del Real Five Rock, adesso forza con Messineo, con il piede si oppone Ferraro, poi Bringas di passaggio che ha visto solo lui per Cau, ancora Cau prova a puntare ad avanzare, poi cambia tutto a memoria per un compagno che non c'è. Pancera, palla alzata per Rappa, ultimi 30 secondi, palla in parallela per Rappa con Cau che però copre bene l'uscita di Ferraro, ultimi 20 secondi, vediamo se ci sarà spazio per un'ultima occasione. Questo primo tempo, il Sesto che prova a tenere il possesso forse fino alla fine. Cau prova a puntare, 13 secondi, Lai, isolamento, palla dietro, uno sguardo al cronometro, Bringas va alla conclusione, deviata, rimessa laterale in zona offensiva con 4 sul cronometro, c'è spazio forse per una solata e un tiro, eventualmente una palla alzata e un tiro. Palla per Cau, controllo, tiro alto, 2 secondi ancora, ultimo rilancio, Messineo non ha tempo per andare al tiro, c'è la chiusura di Cau, c'è soprattutto il suono della sirena, finisce il primo tempo al Palacopron, Sesto Città Mediterranea 3, Real 5 0, il gol di Bringas, la doppietta di Lai a decidere fin qui il match. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Amici di Directa Sport, nuovamente collegati in diretta dal Palacopron di Sestu. È la 17ª giornata del campionato di Serie B di futsal e Sestu, città mediterranea, Real 5 Ro 3-0 il punteggio dopo i primi 20 minuti, il gol di Bringas al quarto, la doppietta nel giro di 10 secondi di Lorenzo Lai tra l'8º e il 9º minuto a mettere in discesa la partita per la squadra di mister Mario Mura, che riparte con Ferraro tra i pali, Anselmo Sanna, Andrea Cau, Lautaro Monetto e Tobias Bringas, i primi 5 confermati anche per questo inizio di ripresa. Dall'altra parte c'è sempre Carfi tra i pali, Mattia Gentile con Joao Rappa e Luca Cherubin, pivot Simone Messineo. Dunque confermati i primi 5 anche per Renato Fracci, che prova a mettere un po' di pressione adesso con la sua squadra sotto 3-0. Aspettato a lunga metà campo il Sestu, aspetta ancora qualche metro più avanti almeno per questa fase iniziale. La formazione lombarda, dicevamo, in piena lotta playoff, risultati un po' altalenanti nell'ultimo periodo. Grande palla questa per Cherubin, Sanna in scivolata a dire no, poi arriva Gentile a suolata, non c'è spazio per il tiro, c'è spazio per la pisata con Cherubin che va addosso a Ferraro, era anche fuori dei pali, palla che non avrebbe comunque inquadrato lo specchio della porta. Ferraro fortunato a trovarsi già lì per bloccarla, Cau cerca il dribbling, poi Monetto si gioca, Sanna scambia con Bringas, poggio per Monetto, ancora il giro in 4-0 per il Sestu, bella palla per Sanna che cerca la botta di prima intenzione, para facilmente Carfi, Giorappa, Messineo, tira tanto anche il Real 5 Ro. Negli sprazzi di futsal oggi al Palacopron con questa palla in verticale, però non può arrivare dalle parti di Mattia Gentile. Sanna, cambio lato per Monetto, può provare anche il dribbling, l'alza per Bringas, la mette giù con il petto, prova a tornare da Monetto, l'idea ci stava, non arriva però la perfetta esecuzione tecnica, un Monetto che si era inserito bene, anche libero da marcatura e pressione, mancato però l'appuntamento col pallone. Prova ad avanzare centralmente Gentile, riesce ad aprire tutte dalle parti di Rappa, la mette in mezzo Monetto ad anticipare la chiusura sul secondo palo di Cherubin, e poi dall'altra parte un 2 contro 1 con Bringas con l'esterno, non riesce ad andare da Cau, non riesce a trovare Cau che aveva accompagnato bene l'azione in 2 contro 1. Messineo dall'altra parte cerca il tiro, botta forte centrale, si oppone bene con entrambe le mani Ferraro, concede rimessa laterale a metà campo al Real 5 Ro. Cherubin, palla in verticale per Messineo, poi Rappa 1 contro 1 con Cau che lo tiene bene, Bringas a perfezione il recupero, qui Cau trattenuta fin troppo evidente, ma non sono d'accordo gli arbitri che lasciano invece giocare, rischiato qualcosa il Real 5 Ro su questo contropiede, se l'è cavata, attenzione al possibile 1-2, Rappa con tanto spazio va da Cherubin, prova a passare su Bringas, rinvio dal fondo per Ferraro e va nuovamente da Cau. Sanna, Monetto, ancora Sanna,
una suolata. Poi Monetto, pescato Sanna, completamente perso, ancora Sanna, il pallonetto non trova la porta. Che occasione però per il 4-0, doppia occasione per Anselmo Sanna. Prima Carfi, poi non è riuscito nella magia a trovare la porta con un tocco sotto da posizione complicata. La gestisce il Real 5 Ro con Messineo che sfonda sulla sinistra davanti a Ferraro, prova a saltarlo, il palo esterno e anche il tocco di Ferraro a salvare tutto. Sarà calcio d'angolo per il Real 5 Ro. Che occasione per accorciare in questo secondo tempo per la squadra di Renato Fracci. È rientrata con tutto un altro piglio. Messineo si gira, Monetto si oppone, pronto ad entrare Lorenzo Azzeni per il Sesto Città Mediterranea. Mattia Gentile, palla fuori, Messineo, Rappa pensa quasi al tiro con l'opposizione, parte di Monetto. Insiste adesso il Real 5 Ro nella metà campo offensiva. Rappa, Gentile, ancora Gentile con Ferraro, non perfetto stavolta ma il tanto che basta per salvare tutto. Dentro Calabretta, il capitano del Real 5 Ro, palla dentro proprio alla ricerca di Calabretta. Sanna la legge bene ma non riesce ad allontanare, trova una deviazione, rimessa laterale per il Sestu. Primi 4 minuti di sofferenza per la squadra di mister Mario Mura, che ha dovuto fare i conti con la reazione di un Real 5 Ro che ha approcciato molto bene la ripresa. Cau sbaglia il controllo, Rappa trova Calabretta, pressione forte di Bringas, in campo a mani basse il numero 17 che prova a mettere un po' di pressione a Calabretta. Monetto l'ha recuperata solo per un attimo, poi ancora Monetto, Messineo, ancora qualche trattenuta, poi Cau cambia tutto, palla che esce dentro Azzeni al posto di Anselmo Sanna. Rappa vuole l'1-2 con Cherubin, nulla da fare, rimessa laterale per la formazione di Mario Mura. Non giocava dal 24 gennaio, ha già ricordata partita di Coppa Italia, precedente di campionato invece 21 gennaio qui a Sesto contro il Futsal Fucsia Nizza, 7-3 il risultato finale. E attenzione però a Rappa, che chiusura di Azzeni che adesso può partire e accelerare, contropiede, un 2 contro 3, Azzeni prova a fare tutto da solo, Calabretta in scivolata concede il calcio d'angolo. Monetto, Cau, il tiro di Andrea Cau, c'è stata deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, ad un passo dal 4-0 Andrea Cau, palla per Monetto, che parata di Bruno Carfi, si esalta sul destro ravvicinato di Lautaro Monetto, cede il calcio d'angolo adesso sul lato opposto che va a battere proprio il numero 10. Tanto movimenti in area di rigore, la palla è fuori per Cau che la lascia rimbalzare, non può andare al volo, non se la sente neanche di forzare la giocata in verticale, torna dietro da Ferraro e nuovamente Cau aspetta a metà campo il Real 5 Ro, imposta l'azione il Sesto Città Mediterranea, stavolta con un 3-1. Gio Rappa l'aveva intercettata, poi c'è stato anche un tocco fortuito col braccio, palla che esce, rimessa laterale, attenzione al movimento di Cau che riceve all'altezza della linea di centrocampo. Monetto, palla alzata con Calabretta ad anticipare Bringas, dall'altra parte Messineo, si accentra Messineo, la lascia lì per Cherubin, Azzeni, è entrato Lorenzo Azzeni, 2 chiusure difensive importanti, questa compresa, per tenere il punteggio in favore del Sesto Città Mediterranea, voluto mantenere a quota 0 gol subiti oggi.
Monetto, Azzeni, scambiano i due. Palla per Cau. Partito Monetto, ancora rischiare tanto su queste diagonali il Real Faverò. Sulla seconda palla c'è ancora Monetto, prova a sfruttare il blocco di Lai, c'è il fallo su Monetto. Il primo commesso dal Ro in questa ripresa. Zona molto interessante anche per provare un tiro in porta. Andrà Cau, rincorsa lunga per il numero 9. Chiede delucidazione alla panchina sul da farsi. Palla per Azzeni, nuovamente da Cau. Buono lo scambio, non c'è però spazio per il tiro. Buona l'opposizione della difesa del Real Faverò. Va a concedere il corner. Palla dentro, Calabretta a intercettare ma non a ripartire. Azzeni, Monetto, spazio per Azzeni, servito sulla destra il numero 7, può pensare anche al dribbling, torna da Monetto, adesso in posizione centrale. Lai, bello lo spunto, ancora Lai, cerca la giocata tra tre maglie bianche, non ha spazio, torna dietro. Cau, Azzeni, palla per Lai, la tiene in campo autore del 2 del 3-0 e qui sbaglia per il tocco in verticale, poi Cau anticipa Rappa, palla ancora buona con la chiusura su Messineo. Calabretta imbucata con Rappa che si ritrova in qualche modo il pallone e poi prova a farlo passare sul lato opposto dove c'è Cherubin. Palla che esce con la palla per Rappa al limite dell'area di rigore, spara alto João Paulo Rappa, altra chance per accorciare per il Real Faverò. Non ne approfitta però il brasiliano. Dentro Nicolas Droschi, posto di Messineo come pivot. Palla per Lai, non riesce nel controllo, scivola anche il numero 11. Rinvio dal fondo per Bruno Carfì. Si è esaltato qualche minuto fa sulla conclusione ravvicinata di Monetto. Ancora 3-0 il punteggio. Rappa, servito nuovamente il numero 10, c'è Calabretta davanti a Azzeni, cambia tutto per Droschi, pressione forte di Monetto, ancora Droschi per Calabretta, con il corpo Droschi vuole proteggere Calabretta, non in posizione migliore per concedere una linea di passaggio, in qualche modo riesce ad uscire dalla pressione del Real Faverò. Infine però il possesso lo perde. Cau guadagna invece la rimessa laterale con 11,50 sul cronometro del Palacopron. 3-0, reti tutte nel primo tempo di Bringas e Lai, con Lai provato adesso il passaggio nei suoi confronti da parte di Monetto, nulla da fare. Droschi tiene lì il 28, si gira, apre tutto per Rappa davanti a Monetto, si oppone col corpo. Ancora Rappa, Calabretta, ancora il capitano del Ro, sovrapposizione di Rappa, approfitta per accentrarsi Calabretta, servito Droschi che si gira, poi Cherubin sulla respinta del tiro di Ferraro, palla che esce, rimessa laterale in zona offensiva per il Real Faverò. 11:15 questo secondo tempo da giocare, la ricerca del gol per riaprirla la squadra di mister Renato Fracci, che ha pagato quell'1-2 firmato Lai a metà ripresa. Qui Monetto per andare sul 4-0, Lai la controlla, riapre per Monetto, Carfì si oppone e concede il calcio d'angolo, altra chance per il 4-0, time out per il Sesto Città Mediterranea, con mister Mario Mora che non può essere soddisfatto di quanto visto in questi primi 9 minuti, motivo per cui ferma il gioco, ci fermiamo anche noi, time out. Nuovamente collegati al Palacopron di Sestu, sempre 3-0 il punteggio, con il time out chiamato da mister Mario Mura. Lai, palla per il tiro di Sanna, non riesce alla conclusione, prova invece a ripartire Cherubin, chiusura di Lai che però commette fallo.
entrato anche Giovanelli adesso per il Real 5 Raw. Sarà proprio il numero 16 a battere questa rimessa laterale. Attenzione qui al movimento di Cherubin completamente perso dal Sesto Città Mediterranea, che poi si salva. Azzeni per Monetto che non arriva, ben coordinato sul secondo palo. Altra chance importante questa per andare sul 4-0. Poi Lai mettere pressione a sporcare il possesso del Raw. Bella idea di imbucata, palla che però non arriva a destinazione. Quella per Cherubin provata da Giovanelli, adesso con Droschi e Calabretta. Il quintetto in campo, ovviamente con Carfi tra i pali per il Real 5 Raw. In campo per il Sesto c'è Lai che subisce il secondo fallo di questa ripresa. Bringas, Sanna, Azzeni e Ferraro tra i pali a comporre il quintetto. Il cambio adesso vede uscire Lai, campo invece Tommaso Lintas. Inizione qualche metro più indietro rispetto a quella battuta in precedenza da Cao, che aveva cercato uno scambio con Azzeni. Andiamo adesso sulla rincorsa lunga di Bringas. Cosa sceglie? Palla per Lintas, se la porta avanti con il controllo. Chiusura in calcio d'angolo, non ben posizionata difesa del Raw. Palla alzata dietro per Bringas, può ottenere il possesso il Sesto. Se ne è andata via la prima metà di secondo tempo, 10 minuti alla fine, sempre 3-0 Sesto, che adesso con Lintas cerca il 4-0. Ci mette una mano Carfi, anticipando il colpo di testa di Azzeni. Palla per Bringas, l'apertura per Azzeni, può provare a puntare il numero 7, se ne va Giovanelli, Azzeni, Carfi. Altra gran parata, quella del portiere classe 79. Lintas, spazio per il tiro, preferisce andare da Azzeni. Calabretta però riesce a chiudere, ancora il capitano del Real 5 Raw a portare palla in avanti. Poi duro contrasto davanti alla panchina del Sesto Città Mediterranea. Palla che è uscita, rimessa laterale con un giocatore del Sesto che è rimasto a terra dolorante. Su quel contrasto dovrebbe trattarsi di Azzeni, che si rialza e lascia il posto a Cao. Tornato in campo Gentile, nuovamente dentro anche Cammara. Il giro palla del Raw, Giovanelli prova a proporsi lì vicino, cercato Droschi, l'appoggio dietro per Cammara, senza appoggi davanti a Cao, trova la linea di passaggio per servire Gentile. Giovanelli, nuovamente Cammara, in profondità si propone spalle alla porta a Droschi, torna dietro da Gentile, allarga per Giovanelli, può andare all'1 contro 1 con Lintas, cerca la puntata, in due tempi controlla Ferraro. Bringas la lascia lì per Sanna. Cao, nuovamente Sanna e Lintas far girare il pallone, si abbassa anche Bringas per ricevere. Eccolo qui l'argentino, controlla, prova a venire in mezzo senza appoggi, cerca la palla alta in diagonale per Lintas, poi Sanna ci mette un piede, trova la deviazione di Giovanelli, messa laterale già battuta con Cao che porta avanti il pallone. Servito Lintas, può andare all'1 contro 1, se la allunga Lintas, spallata di Gentile che è andato a commettere fallo. Vola anche il primo cartellino giallo nei confronti di Mattia Gentile. Terzo fallo commesso dal Real 5 Raw con 8:27 da giocare in questo secondo tempo. Ha cercato il numero sulla sinistra Lintas, fermato irregolarmente da Gentile. Posizione più defilata adesso per questo calcio di punizione con Cao sul punto di battuta. Vediamo la scelta del 9 rossoblu. Palla dentro, la ricerca del taglio di Lintas, c'era largo Bringas sulla destra, dall'altra parte
un po' di spazio. Essere un'opzione anche quella. Prova ad uscire adesso la pressione invece il Real Faivro. Droschi, tocco con l'esterno all'indietro per Giovanelli, poi Cammara, ancora Cammara a gestirla in mezzo a due, fa passare il pallone, c'è però Cau che recupera. Lintas per Bringas, l'uscita di Droschi, poi Lintas a porta vuota, la colpisce malissimo. Rinvio dal fondo per Carfi. 8-2 da giocare, altra chance importante per il Sesto Città Mediterranea. Ma l'uscita dal pressing Carfi, il lancio per Droschi, pressione di Sanna, la recupera e torna da Ferraro. 4 secondi per giocarla, gliene basta uno per servire Lintas. Sanna, Bringas di prima per Lintas, la recuperata Gentile, prova Gentile, fa tutto da solo, c'è Sanna, palla alzata, la legge bene Cau, può andare da Lintas, Cammara la recupera, spazio per il tiro da 10 metri, accorcia le distanze il Real Faivro, la rete di Davide Cammara con il recupero e il tiro da posizione centrale, nulla da fare per Ferraro, e 3-1 il Palacopron a 7:37 dalla fine. Gioco che riparte con il Ro che è riuscito a trovare il primo gol della sua partita dopo tanti tentativi, dopo anche diverse occasioni sventate da Carfi, che qui può lasciar scorrere il pallone su un'altra palla geniale messa dentro da Bringas, stavolta però non con i giri giusti per Cau. Lancio per Droschi che si aiuta con la trattenuta con la maglia, trattenute che però oggi non stanno venendo fischiate dagli arbitri, motivo per cui si continua a giocare. Bringas prova a usare il corpo, per attenzione a Gentile, prova ad approfittare del buon momento il Ro, Gentile! Nel giro veramente di pochissimi secondi torna in partita il Real Faivro al Palacopron, è 3-2 a 7-8 dalla fine. Un 1-2 micidiale, così come era stato quello di Lorenzo Lai nel primo tempo. Fa lo stesso il Real Faivro, prima con Cammara, adesso con Gentile. Torna dentro il quintetto pesante per il Sesto Città Mediterranea, però quello con Monetto, Cau, Sanna e Bringas. Cau, Bringas, palla per Cau. Adesso prova a forzare un po' di più la giocata per tornare essere un po' più sicuri sul risultato. Monetto, cosa ha parato Bruno Carfi? Una saracinesca in questo secondo tempo il numero 21, il portiere del Real Faivro, anche su Monetto, alla ricerca del 21esimo gol in campionato. Gliel'ha negato ancora Carfi, che adesso va al lancio lungo, c'è la chiusura di Bringas. Monetto, nuovamente Bringas, cerca il numero sulla destra, se la porta fuori. Rimessa laterale, 6:36. Ancora da giocare con Gentile sulla battuta di questa rimessa laterale. Cammara, sua la giocata che ha di fatto ridato energia a questa partita per il Real Faivro. Cau, ancora il numero di Cau che si dimentica il pallone, costretto a tornare indietro da Monetto che sbaglia l'apertura con Sanna che era leggermente più avanti. Dentro nuovamente Messineo al posto di Droschi. Giovanelli proprio per Messineo, la tiene lì, prova poi a sfondare sulla sinistra Stefano Giovanelli. Messa laterale per Sanna. Cau, Monetto, 1 contro 1 con Cammara, il doppio passo di Monetto che passa, se l'ha allungata forse un po' troppo, la tiene in campo almeno per un momento, poi palla che esce comunque fuori, voleva una deviazione, voleva il corner Lautaro Monetto, l'arbitro lì vicino concede invece il rinvio dal fondo per Carfi che colpisce in piena testa l'arbitro Giulio Cristina Di Nichelino. Rimessa laterale per il Sesto Città Mediterranea. Sanna, Monetto, movimento di Cau, riceve il numero 9, c'è Sanna, attenzione alla palla in parallela per Cau. Cammara l'ha intercettata solo per un attimo, l'ha sporcata, ha impedito a Cau di presentarsi
sotto rete. Moneto poi per Bringas, ancora l'imbucata per Cao, stavolta con i giri giusti, ancora però con l'uscita giusta Bruno Carfi ad evitare il gol. Prova a sfondare centralmente il Ro, nulla da fare, Ferraro allontana direttamente le parti del collega Carfi. Sta giocando un secondo tempo sontuoso, il Ro è rimasto in partita solo sotto di 3 reti per la prima metà di questa ripresa. Il merito soprattutto del class 79. Adesso gestisce anche il pallone con i piedi, trova Cammara che l'alza a sua volta, deve sfruttare sicuramente meglio questo pallone Davide Cammara. Sanna, Moneto può provare a puntare, palla alzata per Bringas, Bringas prova a tornare da Moneto che per un attimo l'aveva recuperata Giovanelli, poi Moneto va a commettere fallo su Messineo, e il secondo del Sesto in questa ripresa a 5 minuti dalla fine. Attenzione a Giovanelli, servito da questa pisata davanti a Ferraro. Giovanelli, la pareggiata il Real Faivro a 4,46 dalla fine con il gol di Stefano Giovanelli solo davanti a Ferraro. È 3-3 al Palacopron, incredibile. Fa prendere l'abbraccio della panchina adesso Giovanelli, perso dalla difesa rossoblu su questa suolata, su questa pisata di Messineo. Tre minuti clamorosi del Real Faivro. Ha trovato 2 reti nel giro di pochi secondi con Cammara e Gentile, adesso ha pareggiato con Giovanelli dopo essere andata sotto 3-0 a fine primo tempo. La remontata del Real Faivro sul campo della seconda in classifica. Sanna la alza per Cao, adesso con rabbia il Sesto Città Mediterranea deve mantenere la lucidità di proporsi lì davanti. Questi ultimi 4 minuti vediamo se mister Mario Mura andrà a proporre anche il portiere in movimento. Cao fermato col fallo, e il quarto del Real Faivro a 4-2 dalla fine. Zona tiro libero, ma anche zona tiro per il Sesto Città Mediterranea. Può aver provato qualche schema da posizione più defilata, qualche metro più indietro. Praticamente un tiro libero con barriera per la formazione rossoblu. Palla proprio sul dischetto. Moneto, lo scarico per Sanna! Anselmo Sanna riporta avanti il Sesto Città Mediterranea sul schema da calcio di punizione, e 4-3. Giocata in modo molto intelligente questa punizione da Moneto, che ha aspettato fino all'ultimo, ha trovato il compagno libero, è riuscita a sfondare il muro eretto da Carfi in questo secondo tempo. Dopo l'incubo dal 3-0 al 3-3, tornato avanti il Sesto, ha rischiato di rovinare la partita con questi 3 minuti, cedendo 3 gol al Ro, che però non demorde Messineo. Posizione centrale, conclusione centrale. Blocca Ferraro, 3,5, gli ultimi questa partita, gli ultimi di questa 17ª giornata di Serie B. Cao la deve proteggere sulla pressione forte di Rappa, la recuperata il brasiliano, serie di finte. Sanna dopo il gol, la chiusura difensiva, Calabretta, Cammara vuole il tiro, Cammara non trova lo specchio della porta. 3:11 da giocare, 3 minuti e 11 lunghissimi al Palacopron, una partita bella e avvincente. Cao, palla per Moneto, sporcata da Cammara, rimessa laterale nella metà campo offensiva per la formazione di Mario Mura. Palla per Cao, che poi scarica per Sanna.
Non look per Bringas che si gira alla grande su Calabretta, deve uscire Carfi che la blocca al limite dell'area di rigore. Siamo proprio al limite, lì vicino l'arbitro che dice che è tutto buono, poi ci prova Calabretta. Bloccata proprio sulla linea con le proteste di Bringas. Dentro Azzeni al posto di San, 2:43 da giocare, calcio d'angolo per il Real Faivro. Rappa, bello lo schema per liberare un giocatore del Ro al centro dell'area, almeno questo presumiamo fosse lo schema. Una giocata abbastanza usuale nel futsal, ma è mancato proprio l'inserimento centrale, è mancata l'occasione per il Real Faivro che l'aveva costruita bene. Ferraro, palla alta per Bringas con i piedi, Carfi ancora al limite dell'area di rigore, stavolta siamo abbondantemente dentro però per il controllo con le mani. Rappa resiste alla carica di Monetto, attenzione a Gentile che va da Cammara, la freschezza del classe 2003 l'ha riaperta lui, dato lui il via alla rimonta del Real Faivro. Prova adesso a fare altrettanto in questo finale dopo il 4-3 di Sanna che ha rimesso le cose a posto per il Sestu. Rappa, palla per Gentile, 1 contro 1 con Bringas, si accentra Gentile, ancora Gentile, ha spazio per il tiro. Ferraro in spaccata, la salva, la tiene lì, poi il lancio per Azzeni di testa, non riesce a intervenire. Rappa, dall'altra parte il Ro, Azzeni, una furia Azzeni, ancora Azzeni, non riesce a passare. Palla per Cammara, Monetto, francobolla il numero 6, ultimo a toccare Davide Cammara, rinvio per Ferraro con 1:46 sul cronometro. Palla per Bringas, prova a girarsi in mezzo a 2, in mezzo a 3, passa ancora a Bringas, non fischiano gli arbitri, non c'è nulla su questo contatto, c'è invece il fallo di Tobias Bringas. Palla lontana presumibilmente, stiamo seguendo l'azione, non quanto fatto dal numero 17 argentino. Diventano 3 i falli del Sestu Città Mediterranea, diventa invece giallo il colore del cartellino di Bringas. 1:36 da giocare, primo ammonito per il Sestu Città Mediterranea, l'altro ammonito della partita è stato Mattia Gentile. Messineo, un gran controllo, prova ad andarsene via Monetto, se la porta invece fuori. Messa laterale per il Sestu con 1 minuto e mezzo ancora sul cronometro. Ferraro, il lancio con i piedi per Bringas che non riesce a intervenire. Carfi con le mani, Rappa inciampa, momento del controllo, Ferraro la lascia uscire per guadagnare qualche secondo prezioso. Ne restano 1:22 sul cronometro del Palacopron, servito a Zeni che va da Cao in posizione centrale, lo scarico per Monetto senza appoggi sicuri, l'argentino riesce a tenere il controllo, poi la alza, c'era Cao completamente solo sul lato opposto, complicato però per Monetto andare dal numero 9 con una diagonale, visto che era anche pressato il numero 10, ha forzato la pressione il Real Faivro che adesso torna col recupero. 1 minuto ancora da giocare, Azzeni, grande anticipo su Cammara, poi Cao se la sposta, ancora Cao cerca di andare da Bringas, sbaglia tutto, Carfi può rialimentare l'azione offensiva, Cammara, Monetto, recupero fondamentale, Monetto per chiuderla sul fondo a 48 secondi dalla fine. ...40 secondi ancora sul cronometro, c'è spazio ancora per un'azione del Real Faivro sotto di 1 con Messineo che va da Rappa, palla dentro per Calabretta, Azzeni può andare via sulla destra, c'era anche Monetto, Bringas va proprio da Monetto, la può chiudere il Sestu che si divora momentaneamente il 5-3, alla fine lo trova Lautaro Monetto, il Sestu Città Mediterranea vince al Palacopron con la rete che mette in ghiaccio la partita di Lautaro Monetto. ...23 secondi ancora da giocare, gara però chiusa
con il 21esimo gol in campionato di Lautaro Monetto. Aveva cercato prima l'assist per Bringas, l'aveva colpita malissimo il numero 17. Vediamo se il Ro, forse un'ultima azione, tiene lì il possesso, alza bandiera bianca, lascia scorrere gli ultimi 10 secondi con il pallone fermo Capitan Calabretta. Suona la sirena alla Palacopron, arriva la vittoria del Sestu Città Mediterranea, la 12ª in campionato, 5-3 il punteggio sul Real 5 Ro. Le reti di Bringas e la doppietta di Lai nel primo tempo, la rimonta del Real 5 Ro nella ripresa con Cammara, Gentile e Giovanelli, Sanna e Monetto a rimettere le cose a posto per il 5-3 finale. Dalla Palacopron di Sestu per Roberto Carte è tutto, l'augurio di una buona serata con Directa Sport.